Come si chiama? Quanti anni ha? Che lavoro ha fatto? Da quanto è in pensione? E come mai è andato al sindacato dei pensionati? Le spiego subito. Allora, Gerola è il mio cognome, Giacomo è il mio nome da quasi 80 anni. Sono andato in pensione, non so in quale anno però, adesso questo mi mette un po' in difficoltà, ma parecchi anni fa, diciamo una quindicina, Possibile. può essere, 65-66 anni. Cosa faceva come lavoro? Ho sempre lavorato nei bar, ancora da bambino, perché io ho la quinta elementare come titolo di studio. Questo ci tengo anche a sottolinearlo. Ho sempre lavorato nei bar. Da ragazzo la mia famiglia aveva l'ACLI nella casa privata, allora si usava così. Adesso hanno tante di quelle storie che devono guardare tutto, per cui quelle cose non esistono più, quei bar lì, diciamo, tipo famiglia. E Come mai è andato allo SPI? qua è stato quasi un caso. Io abitavo a Mantova, nel Mantovano. Ci siamo sposati, sono sposato con mia moglie e siamo venuti subito a Verona. E qui abbiamo messo su famiglia, diciamo, e ho avuto anche un figlio che ormai ha 54-55 anni. E lui ha avuto rapporti con questo ufficio, col patronato, prima di me. E a un certo momento, dopo, negli ultimissimi anni, ho detto, ma si chiama Maurizio. Maurizio, perché ti sembra che non possa pretendere la 14ª con questa pensione che mi danno? E lui ci ha dato un'occhiata, ha detto sì, sì che penso di sì. Lui, però devi andare al patronato dove vado io, che ti porto io, là, ognuno infatti mi mantenne la parola e mi portò qua. E io con tutte le mie carte e compagnia bella sono arrivato qui e ho avuto la fortuna di trovare dei validi signori che mi hanno ascoltato e pian piano siamo riusciti ad avere anche questa benedetta 14ª. Quindi cosa è successo esattamente? Lei è venuta, ha portato le carte perché secondo lei le mancava la 14ª. Perché nei calcoli sui giornali che leggevo e così tutti parlavano che bisogna essere sotto una cifra tot per avere il diritto anche alla 14ª. E allora, ma perché io sono il più stupido che sto qui e non dico niente, non faccio niente? E da allora abbiamo messo in funzione questo diciamo, meccanismo, ecco, con i signori qua che si sono dati da fare un bel po', e siamo riusciti ad avere questa benedetta 14ª E anche gli arretrati? e anche 5 anni di arretrati. Quindi una bella cifra. Che cosa è riuscita a fare con la cifra che ha recuperato? E cosa sono riuscito a fare? Sono riuscito finalmente a un sospirone, a fare un bel regalo anche a mio figlio, perché se l'è meritato, e pian piano prendo qualcosina da quella cifra che mi è arrivata extra. Quindi è contento del lavoro che hanno fatto al sindacato? Altro che se sono contento. Sono contento sì, e,
speriamo che... Beh, ormai il mio scopo l'ho raggiunto, ma io qui ci vengo sempre volentieri, tant'è vero che qualche volta che passo di qua vengo su anche a salutarli questi signori. Certo. Ecco, questa è la mia piccola storiella. Buongiorno signora, Buongiorno. benvenuta. Continuiamo a parlare di diritti inespressi. Anche lei ha una storia da raccontare per i nostri telespettatori, una storia di diritti recuperati, quindi di un controllo pensione che è andato a buon fine. Allora, ci racconti un po' chi è e che cosa ha fatto nella Dico vita? il nome e cognome? Nome e cognome? Sì. Allora, Mastella Silvana, sono nata a Verona il 9/3/47. Io ho lavorato tanti anni come stagionale alla Melegatti e dopo sono andata in pensione a 60 anni. E sono sempre stata iscritta a questo sindacato, cioè la CGIL, da quando ho iniziato a fare la stagionale. E a un certo punto è arrivata la lettera. Poi è andata in pensione? Sono andata in pensione, sì. La pensione, la domanda e tutta la pratica me l'hanno fatta il sindacato. E mi è andata giusto come mi avevano detto loro, nei tempi e anche nella cifra. A dicembre di quest'anno mi è arrivata la lettera dal sindacato perché io anche in pensione ho continuato a pagare la tessera del sindacato. Anche se non sarebbe d'obbligo, però la pagavo allora, la pago adesso, non mi costa nessuna fatica, anche perché sono 3 euro. Sono venuta qua con questa lettera e a mio marito ho detto: se mi vengono anche 10 centesimi, io dall'INPS li voglio, perché ho un'esperienza brutta di mio marito. Invece il signor Ettore, controllando, mi ha detto: no, guardi, è perfetta, e parla che te parla. Lui mi dice: ma altri problemi, suo marito cosa prende? E io le ho spiegato la storia di mio marito. E mi ha detto: ma sa che lei puoi prendere gli assegni? Perché suo marito ha... Mio marito, allora, lui è andato in pensione a 65 anni. Le hanno mandato, dopo 5 anni, l'INPS gli ha revocato la pensione dicendo che c'era un sbaglio di contributi e in poche parole lui deve dare indietro circa 20.000 euro, 19 rotti che adesso non mi ricordo. Siccome nessuno di noi naviga nell'oro, siamo arrivati a una cifra di 55 euro, hanno deciso loro, che sarebbe il minimo. Però per mio marito che ne prende 4,50, 55 sono sempre una cifra. Va bene, fa. Allora, lì parlando con Ettore è uscito questo discorso, è uscito che mio marito ha una disabilità, però non prende niente. Mi ha detto: sa che il signore può prendere gli assegni di suo marito? Io ho detto: mi sta prendendo in giro, non è che poi l'INPS li vuole indietro. Mi ha detto: no, no, tranquilla, che le pratiche che facciamo noi qua vanno a buon fine in genere, a meno che non ci sia, insomma, che uno dichiara una cosa per un'altra, e anche non ci sono problemi. Io l'ho fatta a gennaio perché il signore Ettore mi ha detto: venga verso la fine gennaio che siamo meno sovraccarichi di lavoro. Così ho fatto, ho portato le carte che mi aveva chiesto e lui mi ha detto: fra 6 mesi le daranno, arrivano con gli arretrati di 5 anni. E invece mi è arrivato a fine marzo, perciò ben contenta che mi è arrivato prima. E infatti sono tornati indietro di 5 anni, mi hanno mandato tutto insieme. Anche anni indietro, parliamo 6 o 7 anni, avevo fatto domanda tramite sempre loro, ero venuta qua a chiedere la 14ª, me l'hanno data, sono tornati indietro di 3 anni perché io avevo perso un anno, però io qua mi trovo bene, cioè come sindacato. Quanto ha recuperato? Allora, qua ho recuperato sui 3.000 e rotti e invece allora erano 2 anni, mi sembra, 500, no, erano 4,20, allora faccio il conto tutto. Però insomma, piuttosto di lasciarli a loro, come le torno a ripetere, è una buona cifra, no? È una cifra che ha fatto comodo e adesso ha fatto più comodo ancora. Certo, anche perché così almeno compensa un po'. Sì, come le ho detto, adesso sono... Cioè, prima erano 46 euro, perché dopo in base c'è anche quella bella storietta. Ci sono dei requisiti? Sì, che se tu ti aumenta la pensione calano gli assegni familiari, la cifra, però insomma adesso prende 36 contro i 55, almeno dico ne dovevo dare solo 20, tra virgolette, ecco. Io li torno a ripetere, io lo consiglio a questi sindacati, anche perché ai miei figli ho detto, come si dice a Verona, se deve negarti va all'Adese.
cioè dove c'è tanta acqua, perciò questo mi sembra, insomma, io mi trovo Quindi bene. è contenta di questo Io sono controllo della contenta pensione, degli sì, operatori? di tutto, ma anche di tutto. Ho sempre fatto tutto qua e non c'è mai stato niente di sbagliato. Lo da parte consiglierebbe? mia. Sì, lo consiglierei immediatamente. Invitiamo ad andare a fare un controllo della pensione? Ma di tutto quello che devono fare, anche quelli che vanno dalle altre parti, venite qua, anche chi non è in pensione, pagheranno un piccolo contributo, però vale la pena, è giusto, insomma, te lo fanno corretto perlomeno. Buongiorno Ettore, abbiamo appena Buongiorno. ascoltato la storia della signora Silvana che grazie al tuo lavoro, al lavoro del sindacato dei pensionati, è riuscita a recuperare degli assegni familiari. Ci racconti Sì. un po' tecnicamente cosa è successo? Cosa è successo? È successo che la signora è una nostra iscritta, ha ricevuto la nostra famosa lettera per il controllo delle pensioni basse, diciamo, è venuta qua, io ho controllato la pensione, le ho detto purtroppo è a posto. E dopo lei mi ha raccontato un po' la storia di suo marito, e allora quando ho capito che il marito non ha reddito praticamente perché aveva una sociale, non so, e allora le ho detto guarda che si può prendere gli assegni familiari, come? Sì, e allora lì gli ho fatto portare i redditi anche se non ne aveva perché abbiamo fatto la domanda, li ho chiesti 5 anni prima, il primo anno di 5 anni prima li aspettavano 46 euro al mese di assegni al nucleo e gli anni dopo 36 e qualcosa è venuto fuori un totale di arretrati netti 2.350 euro che sono qua. Quindi lei ha preso un arretrato di 2.300 Arretrato euro? di 5 anni di assegni al nucleo familiare. Perché siamo andati indietro di 5 anni, giusto? Sì, si può andare dietro non più di 5 anni. Non più di 5 anni. Poi mi diceva che ha recuperato la 14ª. E anche la 14ª, sì, perché non sapeva che poteva averla, quella non c'entra il reddito del coniuge naturalmente, No, certo. E ha recuperato anche quella. La 14ª la si dà a chi ha comunque un importo Ma di quella pensione. non ha avuto arretrati, adesso ricordarmi bene perché sai qua ne vengono, l'ha avuta dall'anno prima. Ha recuperato circa 500 sì, euro di arretrati esatto. anche. Mentre prima abbiamo visto anche, mentre facevi la pratica, del signor Giacomo. Signor Giacomo. Ci racconti un po' che cosa è Il successo? signor Giacomo, anche lui è passato 80 di qua. anni, giusto? Prego. Aveva 80 anni, signor Giacomo. Sì, ce l'ho qua, guarda, ne ha 79. Sì. È venuto qua e non tanto tempo fa, però è successo forse alla fine dell'anno scorso, del 2017, e è venuto per vedere come mai che non prende la 14ª. E io le ho fatto il controllo e ho detto sì che ha diritto, e anche qui ho chiesto i 5 anni indietro e gliel'hanno pagata dal 2013, 14, 15, 16, 17 e a marzo di quest'anno le sono arrivati 4.000 euro di arretrati. Spieghiamo un po', Ettore, a chi può arrivare la 14ª, cioè Allora, la 14ª, è sempre meglio controllare, no? Sì, è nata nel 2007 dal governo Prodi e ci sono dei limiti di reddito personali, non coniugali, come in altre cose, come gli assegni familiari della signora prima, invece contano. È nata c'erano 3 categorie di aventi diritto, chi aveva fino a 15 anni di contributi prendeva 300, leggo perché insomma la memoria, 336 euro all'anno di 14ª e non doveva superare un reddito di 9.700 euro. Dopo posso anche spiegare chi poteva prendere, non tutti, ma una parte. E dopo c'era il reddito di chi aveva da 15 a 25 anni di contributi, che erano 420 euro. Questo per lavoratori dipendenti e lavoratori pubblici. Per i lavoratori autonomi invece cambiavano le regole.
le cifre erano uguali, le regole invece erano, e sono ancora, per avere la più bassa deve aver fatto minimo 18 anni di avere 18 anni di contributi, l'altra va dai 18 ai 28 anni, invece prima andava dai 15 ai 25 e dai 25 in avanti prendevano 504 euro. Gli autonomi dovevano avere più anni di contributi per averla. Dal 2017, grazie all'accordo con il grazie governo, all'accordo, grazie alle lotte col governo. dello SPI nazionale, CGIL, nazionale tutti, c'è stato l'aumento del 30%, ma solo per chi già aveva il diritto prima del 17. Chi ha fatto 64 anni, perché non l'ho detto, servono 64 anni, le prende però con le vecchie cifre, diciamo lì 3,36, 4,20, 500. E qui il massimo che si può è di 13.049 euro nel 2017. Dopo ogni anno cambia, perché se c'è l'aumento Istat aumenta anche. Certo. Dopo c'è quello che può prendere una parte di 14esima, perché? Perché ad esempio ai 13.049 e uno ha fatto più di 25 anni, vanno aggiunti i 500, quelli che danno adesso sono 560 mi sembra, hanno aggiunti quello lì, e se lui è in mezzo fra i 13.049 aggiungendo i 500 diventano 13.000, per la terza fascia 13.553, se uno ha 13.200 prende 300 euro. Quindi la differenza. La differenza. Bene, avete fatto tante pratiche, vero? Tantissime, poi adesso ne stiamo diventando matti. Succursale dell'INPS. Succursale dell'INPS, perché continuano a dire a settembre paghiamo, a agosto paghiamo, e dopo non pagano, e noi dobbiamo dirlo ai pensionati e alle pensionate. dirlo e fare la pratica per averli. Comunque consigliamo allora a tutti i pensionati e le pensionate che ci guardano da casa Di venire, magari anche se non sono iscritti, noi li accettiamo lo stesso. il controllo dopo, è gratuito, lo ricordiamo per sì, tutti. Di procurarsi il PIN tramite l'INPS o tramite internet, perché è molto importante che col PIN, con l'autorizzazione della persona, possiamo fargli vedere tutto quello che le aspetta, che non le aspetta, tutto quello che hanno preso e che potranno prendere, insomma. Quindi vengono qui o prendono appuntamento e poi voi fate il controllo. Noi siamo pensionati, siamo vecchi, non diamo appuntamenti a nessuno. No, scherzo, vengono qui dalle 9 del mattino a mezzogiorno e il pomeriggio dalle 3 alle 5 e mezza, insomma. C'è sempre qualcuno qua. Solo il pomeriggio, solo dal lunedì al giovedì, però il venerdì è chiuso.